finito l'incontro con il Ministro abbiamo sentito il suo intervento, un intervento abbastanza critico e veritiero di ciò che è stata la vostra situazione del fiume Verdura 2 anni fa e che si è ripetuta lo scorso 3 novembre. Ma a distanza di 2 anni non è cambiato nulla. 2 anni fa tante promesse, nessun fatto, quindi mi assumo la responsabilità di quello che dico, nessun fatto dopo 2 anni, nessun finanziamento, nessun problema risolto. Dopo 2 anni ci risolviamo con lo stesso problema, tutti i comuni coinvolti e in alcune città come la mia è saltata tutta la viabilità rurale. Ci ritroviamo a incontrare il Presidente della Regione, i sottosegretari, i ministri. Non voglio essere qualcuno insomma, che pensa in negativo, ma non vedo nessuna prospettiva positiva ed è giusto che i concittadini sappiano, non vedo nessuna prospettiva, solo le cose che riusciremo a fare con quelle poche somme a disposizione dei comuni. Sindaco, allora è finito l'intervento, una sua sintesi di ciò che è stata la giornata, il dibattito, numerosi sono stati posti dai suoi colleghi ma anche da lei, le criticità del nostro territorio. Intanto apprezzamento per il fatto che ci sia questo segno di attenzione, il Ministro è venuto ad Agrigento, in realtà dagli interventi dei sindaci, ma è anche la mia sensazione, onestamente poiché era una riunione rivolta ai sindaci e ai responsabili del territorio ci sarebbe attesi qualche cosa di più rispetto ai dossier che riguardano la provincia di Agrigento e che sono aperti e che comunque erano già noti al Ministro. Ci aspettiamo che magari non siano arrivati adesso, ma che nel prossimo futuro questi dossier possano trovare delle risposte per la nostra provincia. C'è un tema 640 ancora chiusa, cioè ancora non transitabile nel senso pieno, non completata, c'è un tema 189 e questa è una provincia che vive una condizione particolare di isolamento, gli eventi meteorologici l'hanno ulteriormente messo in ginocchio. Chiesto al Ministro, così come accade quando ci sono aree terremotate che vivono condizioni particolari di disagio, perché non si immagino da parte del Governo nazionale delle risposte immediate ai comuni della Sicilia e a quelli del Veneto colpiti dalle condizioni meteorologiche avverse. Un intervento abbastanza critico il suo. Non è critico, ascoltare il Ministro mi auguro che davvero quello che abbia detto si traduca in provvedimenti. Non mi sembra dall'intervento che siano usciti degli impegni che possano portare delle provvidenze ai comuni per cercare di sistemare le situazioni. Questo è quello che è il mio intervento, cioè solitamente chi governa e va in determinate posizioni, in dei posti, va a dire qual è l'impegno di un governo, al di là che su questo non lo escludo un impegno da parte del Ministro, ma vorremmo capire in che cosa si traduce l'impegno e questo perché purtroppo siamo anche stanchi di sopportare quelle che sono le difficoltà che i comuni attraversano quotidianamente. Anche il Sindaco di Raffadale è stato in questa riunione, lei ha fatto anche un intervento in particolare per l'IMU agricola che l'hanno tolto ma non hanno messo i fondi. Ma guarda, io ho soltanto manifestato che le amministrazioni locali sono state da 10 anni a questa parte abbandonate. Voglio dare un po' di fiducia e di speranza al nuovo governo, sperando che cambi il modo di operare nei confronti dei comuni che ci hanno lasciati senza risorse e con un mare di responsabilità. Se vogliono che noi operiamo nel territorio è necessario che ci diano le risorse finanziarie che servono per poter essere presenti e poter prevenire e dare risposte ai cittadini.